Rieccoci, primo su Interpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, il tema l'avete visto, il Green Pass fa litigare. Abbiamo sentito Marturano ovviamente anche la categoria dei ristoratori e anche loro sono in difficoltà per ovvi motivi per quanto riguarda il personale, per quanto riguarda, io reputo, ancora più importante sicuramente i clienti, perché quando arriverà l'inverno molti non hanno questo Green Pass e quindi non usciranno a cena, diminuiranno in percentuale anche gli introiti di questi ristoratori che hanno avuto un'estate finalmente positiva. Eravamo tanto preoccupati con Patrizio Bertini della ripresa, invece la ripresa per fortuna è iniziata ad andare abbastanza bene, uso questo termine perché non si può mai enfatizzare, però potrebbe ritornare un po' di difficoltà per questa categoria anche. Allora, è una categoria, e la categoria mi viene da dire che ha sofferto di più, insomma. Poi teniamo conto che Padova è per 2/3 terziario, sono credo 95.000 persone comunque che lavorano in questo ambito e sono quelle che più ne hanno risentito, anche perché molti contratti non erano contratti stabili, insomma lì c'è una fetta forte di tempo determinato e quindi, o comunque di diciamo così, lavoro precario, e quindi è una categoria che deve secondo me avere assolutamente i fari puntati anche rispetto a delle scelte normative, credo che in qualche modo la puntellino per il futuro rispetto alla situazione che abbiamo vissuto e abbiamo visto, e che vada veramente verso una ristorazione, un turismo di qualità che è legato anche, no, alle risorse che arriveranno dall'Europa e via dicendo. Rispetto ai clienti, allora ritorniamo al discorso di prima, mentre ripeto, per quanto riguarda il Green Pass nei luoghi di lavoro, io l'ho detto, ma mi pare che qui sia un'opinione comune, insomma, quello dell'obbligo vaccinale, ma che è un'assunzione di responsabilità che va presa, perché se tutti siamo d'accordo poi non si capisce, ha ragione abbiamo su questo, perché non ci sia un'unità a livello di governo. Però, ripeto, il vero tema è, e su questo mi pare che anche Bertini lo dicesse prima, noi dobbiamo evitare, non ne siamo venuti fuori definitivamente, perché i rischi sono ancora molti, perché qua nessuno lo dice, noi abbiamo raccolto firme, abbiamo aderito a una petizione europea per la sospensione dei brevetti e favorire la vaccinazione soprattutto nei paesi più poveri, perché siamo in un contesto di globalizzazione, per cui se non ci vacciniamo davvero in tutti, la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, le varianti, mi insegna il dottor Pipitone, possono chiaramente modificare il virus e continuare a girare alla grande. Quindi è chiaro che delle misure precauzionali vanno prese, perché se poi torno in ambienti chiusi, comunque non sono vaccinato, comunque inizio a diffondere il virus, insomma, voglio dire, rischiamo di essere punto a capo, e questo è un problema. Però lo distingo da quello dei luoghi di lavoro. Patrizio, siamo arrivati quasi a una soluzione. Allora, bisogna farsi il vaccino, però non è obbligatorio, bisogna fare il tampone e qui c'è praticamente da risolvere questo problema. Il tampone il governo, per i motivi corretti che ha detto Cesaro, scusate, praticamente dice non ve li do gratuiti perché così non vi vaccinate, quindi bisogna che siano a pagamento del diretto interessato o dell'azienda. La situazione è questa, chiara. Come si risolverà secondo lei? Perché se l'azienda non vuole pagare, se il dipendente non vuole pagare il tampone e bisognerà farlo per lavorare, perché la legge è questa, cosa succederà? Posso, Cesaro, oppure mi ha dato il via? No, ne ha facoltà. Allora, il problema è molto serio, perché dal punto di vista di caricare l'impresa anche il costo del tampone, oggi se facciamo un conto economico, e Cesaro è un imprenditore, anche Borò, vediamo che aumento di luce, aumento di tutte le materie prime che sono aumentate, non siamo più competitivi in nessuna parte, e poi parte l'inflazione, è un disastro. Quindi non dico che quello sia determinante per fare, diciamo, il bilancio dell'impresa, però anche questo è un costo, e il costo è anche quello di avere una persona che fa i controlli. Nelle piccole e medie imprese nostre è un costo importante. Allora, cosa succede però nell'impresa oggi? Succede che c'è uno scontro sociale tra quelli vaccinati e quelli non vaccinati, perché ci sono dei lavoratori che non vogliono lavorare con quelli non vaccinati. Come la risolviamo questa storia qua? Allora è veramente una situazione grave e da veramente mettere le mani, avere il coraggio di affrontarla con determinazione.
serve il vaccino obbligatorio? Il governo ha detto chiaro, si fa, se tu non lavori sei sospeso e non prendi lo stipendio. Come si fa a sospendere quello che diceva giustamente Boron? Tu blocchi la catena produttiva su un'impresa, allora si deve obbligare a fare il vaccino, c'è poco da fare. Però mi sembra che quella la soluzione. Il Green Pass, io sono stato in Spagna la settimana scorsa, nessuno mi ha chiesto di Green Pass, non esiste il Green Pass in Spagna. Solo all'aeroporto per tornare indietro hanno voluto chiedere il Green Pass perché doveva tornare in Italia. Allora, ci sono delle situazioni che d'ora io non sono chiamato a decidere cosa fare, perché per carità di Dio, però voglio dire che facciano delle regole chiare e precise perché questo Paese vada avanti. Il rischio è che torniamo noi indietro come lockdown, ma ancora peggio, le imprese saltano, non c'è via di scampo, saltano. Ma secondo lei il governo non ha messo in considerazione che questo sono proprio lì e non hanno mi sembra capito. Che adesso posso dire che il governo abbia cercato delle scamotage Io credo che abbiano ragionato, se avranno ragionato male non so, però hanno fatto dei ragionamenti per convincere la gente a vaccinarsi e per altri motivi, qualcosa, mica sono tutti stupidi insomma in questa... No, per carità di Dio, però se serve il vaccino, ok? E il vaccino è quello che ti permette di lavorare, di vivere e di andare avanti, vacciniamo. Ho capito, ma perché non lo fanno? Non lo so, io non sono al governo, non faccio politica. Che diventa legge, perché non lo fanno Boron che diventa legge questo? Io l'ho detto prima, non lo so perché non lo faccio. Ho detto, su una questione tecnica c'è un discorso. Poi, ovviamente, in queste fasi devi fare una questione politica, cioè di una scelta politica, non di una fase tecnica. No? Normalmente funziona in un modo la fase tecnica, in emergenza funziona la fase politica, ma questo parte ancora da dicembre. Cioè il governo che c'era a dicembre, che poteva mettere l'obbligo vaccinale e non l'ha messo. Ma il problema oggi è che venerdì, molto probabilmente, molte aziende, e non solo le aziende, perché uno dei problemi maggiori ci sono nelle amministrazioni pubbliche, dove addirittura nelle amministrazioni pubbliche se dipendenti non vogliono vaccinarsi, nessuno può pagargli il tampone, perché non ti è consentito dalla legge a differenza dell'impresa privata. E lì ci sono comuni che hanno differenze del 20, 30, 40% di dipendenti che stanno a casa e che quindi la macchina amministrativa si ferma. Allora, il problema è venerdì in meno. si rischia, da venerdì in poi, si rischia che molte attività, e parliamo anche grandi attività, ma in questo territorio dove le attività sono la maggior parte sotto i 10 dipendenti, ti viene a mancare il capo officina, l'elettrauto, l'elettricista, il meccanico, il capo produzione, quello che ti controlla la ragioneria, l'impiegata. Però mi scusi, ma non è che in virtù che c'è l'obbligatorietà qualcuno riduca o questi numeri vengano ridotti, cioè se oggi il 20% non è vaccinato andrà... o è stato o andrà a vaccinarsi? Guardi che i 590.000 in fascia lavorativa in Veneto che non si sono vaccinati sono a ieri. La vedo difficile che corrano a vaccinarsi nei prossimi 2 giorni. Possono fare il tampone e dopo possono vaccinarsi. Il problema è questo, il problema è oltre, andiamo anche oltre, passiamo oltre il costo. Non c'è la capacità di fare tamponi a tutti ogni 2 giorni. Ed è il motivo per cui il Presidente Zaia ha detto cerchiamo di ragionare su questo, allunghiamone l'efficacia da 48 a 72 ore e diamo la possibilità dell'autosomministrazione. In tutta Europa i tamponi si comprano e si fanno da soli, perché la terza generazione è un semplice cotton fioc che entra nella prima cavità nasale, non c'è bisogno di un operatore sanitario. Basta guardare le badanti. Sa qual è il problema? Sa qual è il problema? Cosa c'è per la terza generazione ci vuole uno strumento che legge poi non è vero, non è vero, perché ci sono quelli con reagente, con la saponetta che non serve nessun strumento per leggere. Ma non sono di terza generazione, scusami quelli là, ma di cosa dici? Ma dai, guarda che ci sono quelli con la macchina, ci sono quelli con la macchinetta quelli di terza generazione che sono attendibili. Anche quelli che non serve la macchinetta, che il tampone è grande così, va su qui appena. Te lo posso assicurare perché li faccio tutte le settimane, te lo posso assicurare. Quindi il problema... Quello che si mastica pure. Tutte le settimane, perché sai qual è il paradosso? Che ti chiedono anche il tampone, ti chiedono per andare dentro nei luoghi pubblici. Vabbè, questo è un altro discorso. Però il problema è che da venerdì non c'è la capacità di far tamponi a tutti, quindi ti troverai attività, aziende
No, che verrà a mancare del personale, andrà in difficoltà il sistema produttivo, si aggraverà la situazione. Se poi mettiamo che lo scontro diventa come quello che si sta vedendo, no? Che non è uno scontro di ragione dove si cerca di trovare una soluzione, ma è un muro che si è creato, perché secondo me l'errore è stato mettere il Green Pass sul mondo del lavoro. Quello è stato l'errore, finché c'era il Green Pass e quello che c'era prima andava avanti nel mondo del lavoro. Di fronte a questo, il muro che si crea, guardate che se si ferma il mondo del trasporto, già c'è la difficoltà a trovare il materiale nella produzione, c'è la difficoltà delle materie prime. L'altro giorno a Suzzara, Mantova, hanno messo in cassa integrazione i dipendenti della fabbrica Iveco, perché manca il materiale, perché manca la parte elettronica. Detto, oggi è arrivata la comunicazione al mondo del trasporto che stanno chiudendo le fabbriche di produzione dell'Adi Blu, urea, volgarmente detto urea, che è quello che fa funzionare i camion ecologici, cioè quelli che vanno in Euro 6, stanno chiudendo le fabbriche in Europa perché il costo del metano, del gas per la produzione è troppo elevato e non conviene. Vero, l'abbiamo detto. Però, aggiungiamo la corrente da luglio a settembre nel mondo della produzione è cresciuta del 45%. Aggiungiamo. Però domani se bisogna ancora anche di creare altri problemi. Però non ripetiamo le cose che sappiamo. Da venerdì non avremo più neanche le badanti, perché le badanti non si vogliono vaccinare. Per quello che dico che non c'è ragione su quello che si sta attuando, che è lo scontro. Dai la possibilità, vuoi fare il tampone? Io non sto dicendo che non debba essere. Se parlate tutti sopra non ci sente uno alla volta. Io non sto dicendo, ho detto c'è, bene. Tanto allungane la possibilità di efficacia. Perché Pipitone, che è anche medico, non posso farmi il tampone? Io me lo faccio da solo, poi glielo faccio vedere. Adesso vado a prendere un tampone sopra, me lo faccio da solo ed è veritiero. Per carità, il problema è capire che poi, e poi uno firma una carta. Portare scusi Pipitone, se io mi faccio il tampone, faccio un esempio, le faccio una domanda banale e non la faccio da medico, però mi faccio il tampone, so benissimo come farlo perché me lo sono già fatti, verifico, poi firmo una carta che me lo so fatto e mi prendo la un'autocertificazione, ho capito, è un'autocertificazione il tampone che ti fai da te, voglio dire, non è un controllo, è un paese di fuori. No, scusate un attimo, è già il prezzo, quanto l'ha pagato il tampone? 4,50 €. Ha pagato il tampone 4,50 €. Stiamo parlando a 15 €, stiamo parlando aumento di quanto? Il triplo. Il triplo. Bene, è un servizio pubblico. Anche di meno costa il tampone, sì, anche di meno. È un servizio pubblico. Il servizio pubblico è il vaccino, siamo tutti per l'obbligo vaccinale, quindi questa è la risposta. È un servizio pubblico. Il segretario della CGIL quasi ecumenicamente ha detto che siamo tutti per l'obbligo vaccinale. Per carità, ecco, Cesare, se vuole la escludo, nessun problema. La ringrazio molto. Siamo in 5 su 6. Io sono contrarissimo all'obbligo vaccinale. Mi pareva che lei avesse detto prima si abbia il coraggio di introdurre l'obbligo vaccinale. Io certo, però ci siete, è vero, il governo ha questa maggioranza. Tutti sanno perché ho fatto il Presidente della Commissione Sanità, mi sono già espresso col decreto Lorenzin quando c'è stata la questione dell'obbligo. Cosa vergognosa, non sono l'unica regione in Veneto che ho detto un'altra cosa, ho detto che se il problema è l'obbligo vaccinale, cioè che tutti devono vaccinarsi, uno si prende una responsabilità politica, no? E prende una decisione. Io ho detto questo. Scusi, se si vuole prendere, si fa una scelta politica e si dice c'è l'obbligo vaccinale. A quel punto lì Fabrizio, non vorrei, stiamo ripetendo le cose. Io chiedo invece, vorrei andare un passo più in là. Chiedo a un medico e poi a tutti voi perché non posso fare come dice Zaia, come io mi faccio il tampone, faccio l'autocertificazione. Per quale motivo? Perché le garantisco, mi scusi, che è molto semplice, ha ragione Boron, io lo faccio, non sono uno stupido, so benissimo come si fa, faccio un'autocertificazione. No, perché secondo lei non è fattibile? E bisogna, visto che bisogna farne 5, 600.000, 700.000 e non ci sono gli uomini per poterlo fare, non ci sono i medici, gli infermieri, perché non si può fare l'autocertificazione? Direttore, innanzitutto le chiedo. Ma per me si può fare quello che si vuole. Teniamo presente appunto che un'autocertificazione, qua c'è gente che cammina con i Green Pass falsi, voglio dire, cioè siamo in un paese dove non è sostenibile. Bisogna capirle le cose, cioè, allora, se il governo decide che ognuno si fa il tampone, lo può fare, non è che quello che io dico... Vi faccio vedere, guardi, le faccio vedere, questa è una confezione di ultima generazione. Io me lo faccio,
Va bene, qui per esempio lo posso fare qui, in un minuto me lo faccio e faccio un'altra, costa, molto probabilmente se ne prendo di più molto meno, 4,5 euro, però costano anche molto 2,5 meno. euro, 3 euro. Ecco, 3 euro le trova e io mi faccio il problema non è questo, direttore, il problema è quanta gente oggi, sapendo che è positiva, poi dichiara che è positiva. Siamo tutti, tra parentesi, onesti. Però può esserci, è ovvio che se lo faccio in una struttura pubblica da un farmacista, se lo fa anche l'azienda che verifica che c'è un ieri sera un medico nel servizio delle Iene firmava i permessi a ma che centinaia. discorsi sono Ma questi voglio qua? dire, ma c'è anche lì, c'è anche lì, però scusate, ma che discorsi, ma come si... ma c'è anche lì la persona scorretta, voglio dire. Dovunque, ma quello cosa significa, direttore? Ma non è quello il problema. Se io faccio certificazioni false mi assumo la responsabilità, sono un delinquente, non è che faccio solo un medico. Pippitone, mi risolve il problema per venerdì. Io do una soluzione semplice per il momento. Lei mi risolve un problema che è grave. Sa cosa penso io? Come dicevo prima, mi pare che la discussione sia un po' fuori rotta, nel senso che perché è stato fatto questo decreto? Perché al governo fa piacere creare problemi alle aziende? Per andare a vaccinarsi. No, non è nemmeno vero quello che dice. Mi fate parlare. Allora, sicuramente c'è una forma di spintaneamente si vuole invogliare la gente. E perché se riparte la questione dell'epidemia, noi siamo rovinati. Allora, direttore, se questo non si capisce che ha ragione, Pippitone, è la base di qualsiasi discorso, mi scusi se la interrompo, io le do ragione, io sono vaccinato e sono preoccupato, do ragione a lei. Io dico e faccio la domanda più semplice: domani c'è questo problema, bisogna risolverlo domani. Sa cosa penso io? Mi scusi, fermo Pippitone, domani viene fuori quello che ha detto Patrizio Boron e viene fuori quello che ha detto tutti, che non vanno a lavorare nelle aziende, manca il capo officina, manca questo, manca quell'altro, per tutti i motivi che abbiamo parlato finora. Mi può dare un'idea come risolvere questo problema rapidamente? Questo lo vedremo nei prossimi giorni, innanzitutto perché ancora non è, quando si vedranno i problemi. Ma domani vedremo quanti problemi ci saranno. Io spero e penso che il governo, fatto un decreto come si è già fatto altre volte, se il decreto si potrà migliorare strada facendo, si migliorerà. Qual è il decreto che lei chiede? Sarebbe una grande semplificazione. No, ma mi dica, scusate, voglio sapere, scusa Fabrizio, mi dica come, cioè dopodomani per esempio allora, innanzitutto hanno allungato il periodo della validità del tampone molecolare, vale 78 ore, non vale fattibile molecolare, 72. Ma non è fattibile molecolare, sono 48 ore per processare. Mi fai parlare però, scusa, 48 ore quello rapido vale 48 ore. L'hanno fatto questo. Ci vogliono 2 giorni per avere l'esito, cosa c'entra? Presumo che valuteranno altre soluzioni, sarà l'autotampone, io non lo so, c'è un comitato di esperti, io sentirei le aziende per capire qual è il problema. Si è chiesto semplicemente allungare a 72 ore la validità anche dell'antigenico a 72 ore e che ci possa essere l'autosomministrazione. Sai come si fa semplicemente il controllo? Siccome la tracciabilità, guarda, siccome la tracciabilità una settimana. Ma il problema qual è, Barone? Scusa, il problema è impedire che gente infetta vada a lavorare creando Pippitone, sei medico, Pippitone, sai benissimo che anche i vaccinati possono infettare e possono essere infettati. No, ma non è una cazzata, è la realtà, è la solita banalità. No, non è banalità, è una cosa reale, non è una banalità. Se io sono vicino a un vaccinato e mi infetta, mi ha infettato un vaccinato, non è una banalità. Cesaro ha il 15% di possibilità di infettarti un vaccinato. Direttore, chiariamo sta roba qua. Allora, uno, chi è vaccinato ha molto ma molto meno rischio di ammalarsi. Dopo un giorno. Due. Dopo 6 mesi no. Chi è vaccinato infetta molto meno. Ma chi è che lo dice? Pippitone? Di studi. Ma chi è che lo dice? Pippitone? Ma se ci sono studi pubblicati su Nature, sul Boston, cose che dicono esattamente il contrario. Cesaro, sono gli studi su Nature che lo dicono, mamma mia. Ma non mi crede più nessuno. Posso dirti una cosa? Mi scusi, ti devo interrompere. Beh, hai interrotto tutti, Cesaro. No, sono fatto poco, sì, sono un po' esuberante. Però voglio dire,
ho un documento qua che poi vi passo ufficiale, se mi dite che è falso vi querelo. Allora il ministro no, perché a me mi querelano tutti. A me mi querelano tutti. Ma si può discutere così? No, non si può. Allora parlo da solo e non discuto. Allora il Ministero della Sanità britannico. Io parlo di scienza e questo qua. No, sto parlando di scienza. Ma attento Pipitone, non è perché hai fatto medicina che sei diventato un premio Nobel, anche tu sai quello che sai, cioè fai il diabetologo e ti metti a parlare di Dio, che è tutta un'altra roba. Voglio dire, è come se io che faccio i trasporti mettessi a parlare di navicelle spaziali, è la stessa cosa, ma con tutto il rispetto, il Ministero della Sanità britannico. Questo è un qualunquismo veramente ridicolo, Cesaro, lei non ha argomentazioni, allora liquida tutto, ma santi Dio, ma come si fa? Laurea di qua, trasporti di là, Pinochet, un brav'uomo, facciamo uno show praticamente, quando qualunquismo puro, di farneticare, mi lascerà parlare, io l'ho lasciato parlare. Lei interrompe tutti, viene interrotto lei ed è Cagnara, va bene. Posso parlare un attimo? Parli. Deve andare dal... Sì, hai ragione, non allergologo. Mi verrà anche il diabete, così parlerò con te. Non posso curarti su questo. Il Ministero della Sanità britannico ha pubblicato all'inizio di agosto uno studio ufficiale da dove era indicato che da febbraio a fine luglio del 2021 in Gran Bretagna sono deceduti per la variante Delta del virus. Vi do il link, è ufficiale, è un documento ufficiale. Alla pagina numero 72 c'è la tabellina. Pagina numero 72. Sono morte 402 persone su 47.000 contagiate di persone completamente vaccinate. E sono morte 253 persone non vaccinate su 351.000 contagiate. Questi sono dati ufficiali del Ministero della Sanità britannico. Per cui voglio dirti che non è vero che i vaccinati non infettano, non muoiono, non sono infettabili. È esattamente vero il contrario. Ma con la percentuale avrà ragione Bean quando dice il 70, il 60. Balle stratosferiche. Allora, balle stratosferiche. Delle balle stratosferiche. No, è il Ministero della Sanità britannica. Ministero della Sanità britannica. Non hanno speranza, ministro. Hanno una che è medico, hanno speranza. Che se laureati in 20 abbassiamo il microfono a Cesaro. Scusami però, io non penso se posso far passare questi messaggi. Sono dati ufficiali. Fermo un attimo, l'ha detto Cesaro, l'ha detto, ma l'Inghilterra delle volte dà qui dei dati ufficiali perché si è fermata l'epidemia? C'è una fermata, ma ha visto quanti morti sono stati in agosto quest'anno rispetto all'anno scorso? Voglio dire, c'è una... non staremmo qui, Cesaro, perché non può fare queste affermazioni. Sono inquietanti queste affermazioni. E più di dire Cesaro, lei non mi sta, lei ha anche i tempi televisivi, è anche bello perché anima, però deve dare tempo. Io invece vorrei, però Pipitone, lei chiarisca con lui perché è corretto. No, io capisco con però voglio dire chi ci ascolta, non con Cesaro che francamente quello che pensa lui diciamo mi interessa poco. Bisogna far capire, allora, chi si è vaccinato è tutelato. 2, chi si vaccina è vero che può infettarsi ma molto meno, infetta molto meno e dura molto meno l'infezione. Chi è vaccinato diciamo che non va in terapia intensiva. Chi è vaccinato e prende il virus non viene né ricoverato nella 99%, a meno che non abbia patologie gravi eccetera, non va in rianimazione e non crepa. Va bene. Oggi noi in rianimazione anche in Veneto abbiamo solo persone non vaccinate, che sia chiaro, quei 50 che abbiamo sono, mi pare, quasi tutte non vaccinate, se non tutte non vaccinate. Dei 230 ricoverati, come non è vero? Non è vero che sono tutti non vaccinati. Cesaro, lasci finire per quasi non vaccinata. Ho la pubblicità. Questo per dimostrare che se oggi noi siamo qua che discutiamo senza mascherine perché ci siamo fatti il vaccino. Scuso Cesaro perché lui... Pipitone, condivido, io le chiedo e vi chiedo, c'è una soluzione, c'è una situazione, scusatemi, difficile dopodomani. Certo. Come si può risolverla? Questa è la domanda. Perché se no ci parliamo sopra, litighiamo, litighiamo su delle cose che abbiamo detto e ridetto, perché c'è più da litigare quello che è successo, ne parleremo poi alla CGIL a Roma, e stiamo ancora e dobbiamo ancora capire come risolvere il problema. E voi siete uomini politici, ne potete parlare, potete divulgare, potete anche far sì che venga fatta quasi obbligatorio, che può essere l'autocertificazione del tampone, o venga risolto questa situazione, perché grave è questo, siamo tutti d'accordo che col vaccino siamo guariti.
ci mancherebbe. Poi di pubblicità poi ritorneremo, così vi calmate un po'. C'è una trasmissione che passa un angelo sportiva che fa calmare tutti, qui non ho l'angelo, però andiamo a pubblicità lo stesso.